Buonasera e benvenuti alla Belbote Arena di Tombolo. In cabina di regia da Udino Baggio per Roblox. Oggi va in scena la giornata numero 5 del campionato di C1 Regione Veneto. E Infinity Godego Conegliano. Favaro lascia il numero 10. Una finta, se ne va sulla destra Giata. Ziberi di punta. Becca Geno. La squadra rossonera. Fuori Azabi. Ha spazio per concludere. Fuori di qualche metro. Ziberi. Imamovic, passato da Zabi, la protegge con il fisico e si gira Imamovic, dietro anche da Zabi. Giata si accentra, ruleta, Wali si chiude il triangolo, Giata di punta, svernicia il palo da Wali lungo, deviazione di Favaro, attenzione perché Giata è solo, si gira, ben piazzato Sponga, rincorse di Azabi, parte il numero 10. Azabi, becca affinato, Sebar ci prova subito, in due tempi Sponga, Imamovic. Carregato a sinistra anche De Piccoli. Imamovic però cerca e trova Martin che si gira. Palla sul fondo. De Bar di punta trova Fischal. Fischal lavora col fisico. Si gira Fischal. Conclusione di sinistro troppo. Geno. Imamovic. Passato da Sebar. Imamovic prova col tacco a servire Geno. Una serie di rimpalli. Geno di fronte a Prosdocimi. Traversa. Il numero 14. Pressato da Kuc. Dall'altra parte per Imamovic. La tiene in campo. Sì. Dentro Prosdocimi, doppia deviazione, ancora Prosdocimi. Bar. Giata, una finta, si accentra, ne salta uno. C'è libero il suo compagno. Wali. Giata, controllo. Giata, numero, tunnel di fronte al portiere. 1-0 Infinity Godego. Flamingo Giata. Si crea letteralmente da solo questo gol. Tunnel ai danni di Imamovic. E poi è lucido e freddo di fronte a Sponga. Replay slow motion, tracking ball sul giocatore, formato verticale. Sono solo alcune delle caratteristiche delle mix card offerte da Roblox. 3-5 azioni dello stesso giocatore in un'unica partita. Trovate tutto in descrizione, nel link. Attenzione perché Giata se ne va nel frattempo. A sinistra c'è libero Wali. Servito Wali, scende benissimo Sponga. Arriva il fischio, il direttore di gara, quindi va Imamovic con il destro. Imamovic, super intervento di Prosdocimi. Dentro c'è anche il capitano, invece va fuori da Ziberi, conclusione, Prosdocimi spaccato, quindi se ne va al numero 27 Massarotto. Sulla sinistra c'è Giata inseguito da Geno, a destra Wali, servito Wali, entra in area, messa in mezzo, tappin vincente di Flamingo Giata, doppietta personale, 2-0 Infinity Godego alla Belbote. Ziberi tra le linee trova Geno che ha tempo di girarsi e concludere. Geno accorcia subito le distanze l'Atletico Conegliano con il numero 14, la tocca ma non basta Prosdocimi e quindi 2. Massarotto, Giata, spazio per puntare, Giata dentro da Zabi, prova la magia di Giata. Zabi è partito non seguito da Imamovic, 1-2 però che si chiude Kuc. Giata, conclusione da fuori, parata, aggiunge Carbucci, una finta, lo scarico Imamovic la tiene con il fisico, scende in spaccata Prosdocimi. Sale Ziberi a pressare Azabi lungo a cercare Fischal che la protegge di fisico, se ne va Fischal, la spara addosso a Sponga. Out da Ziberi controllo e scarica in porta. Lo attende Fischal, una finta, prova ad andare via sulla destra, duello fisico, dietro da Imamovic. Bar prova ad andare via Favaro, se Bar accelera vince il duello Imamovic, conclusione sul primo palo che buca Prosdocimi. Pareggio Atletico Conegliano, il numero 17 Almiri Imamovic pressato, Sebar fa partire Wali ma la palla è un po' corta, quindi Wali, sulla sinistra c'è anche Giata, Wali può andare a destra da Sebar, Wali va da solo, in tuffo Ziberi, lateralmente da De Piccoli, di prima il rimpallo, Favaro, il tocco dentro e rete! 3-2 Atletico Conegliano in vantaggio a 1:47 dal termine con il numero 10 Sadat Ziberi. Talifu la lascia all'ultimo uomo Kuc, allarga per Azabi, una finta, 2, conclusione di Azabi, troppo alta. Kuc 4 secondi e 5 al termine, va lungo a cercare Wali di testa, la palla entra in rete ma non è gol, un déjà vu come nella partita contro il Valdagno, questa volta però non la tocca Daniel. Un secondo al termine, Sponga con la palla in mano, arriva il suggerimento di andare lungo da parte del pubblico, ma con il triplice fischio del direttore di gara arriva soprattutto la fine dell'incontro, da 2-0 per l'Infinity Godego a 3-2 per l'Atletico Conegliano in rimonta con i gol di Geno, Imamovic e Ziberi, 3 punti importanti.